Montebello Vicentino, domani il via al Bomba Day, la giornata dedicata alla rimozione di un grosso ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale ritrovato nel cantiere della TAV nella frazione di Cason. Le tappe della giornata sono quelle stabilite dalla task force riunita in prefettura il mese scorso, confermate le direttive operative che vedono protagonisti ancora una volta i paracadutisti della Folgore, lo stesso 8° reggimento Genio Guastatori che si è occupato del Bomba Day a Vicenza un anno fa. Saranno loro ad occuparsi di disinnescare il residuato bellico, una bomba d'aereo da 550 libre che verrà fatta brillare nella cava di Alonte. Nei giorni scorsi siamo passati casa per casa nella zona interessata dall'evacuazione per consegnare un vademecum alle famiglie residenti. Tutti i cittadini sanno quindi come comportarsi. Fortunatamente l'ordigno bellico è stato ritrovato in una zona di campagna non densamente popolata. Le operazioni inizieranno alle 6:30 con la disattivazione dell'energia elettrica. Alle 7 l'evacuazione della popolazione residente nel raggio di circa 500 metri attorno all'ordigno. Le 116 persone interessate verranno avvisate con un messaggio sonoro. Le utenze dovranno essere chiuse, come pure gli infissi, che dovranno essere nastrati, disconnessi dalla rete anche i singoli apparecchi. 40 minuti il tempo previsto per gli spostamenti, che si concluderanno con la chiusura delle strade sotto il controllo degli uomini della questura. A disposizione dei cittadini un centro di accoglienza allestito dalla Protezione Civile presso gli impianti sportivi. Le operazioni di disinnesco dureranno circa 5 ore. Verrà sospeso anche il traffico della linea ferroviaria Verona-Venezia. I treni tra le stazioni di Verona Portanuova e Vicenza non circoleranno fino alle 13.